Rieccoci. Adesso nel frattempo per un attimo stato a tenere inizio, un attimo a continuare qua. Io un po' continuerò anche insieme a voi. Io sto già anche l'ho iniziato. Adesso penso che tra un po' farò anche un altro bel piccone. Ecco qua. Così mi spiego. Comunque poi cercherò comunque di fare uscire comunque video in Minecraft almeno una volta a settimana almeno, e poi se anche non riesco vabbè. Adesso niente, penso fino a finire adesso, se almeno all'inizio qua. Comunque per cercare di giocare all'FTB sono dovuto rimettere io in Java a 32 bit, sono dovuto di nuovo reinstallare, se per almeno un po' ho già messo tanto poi ovviamente per la RAM dedicata rimarrà sempre un giga, che non saranno più oltre un giga, e in effetti ho anche disinstallare per la 64 bit, in effetti non sto notando tutti questi problemi, e questo posso anche evitare, stare un attimo, essere molto ad arrabbiare col computer. Adesso che un attimo aggiornato, capito cos'era, qual era il problema. Comunque faccio subito un altro piccone, ma questa volta da qua un po' libero, un po' lascio in sezione minerali. Adesso appoggio questo qua, faccio subito, prendo 3 di questo, altri 3, se ne non ho problemi. Ecco qua, adesso prima che finisce qua poi si spacca il piccone, comunque qua lo farò tutto ad un piano,
no qua ma molto larga, di altezza continuerò. Adesso qua continuiamo un altro po' a spaccare. Anche se ne è tanto, a me non piace molto, vengono utilizzate le parole brutte, se si deve offendere al massimo ci deve essere un motivo per cui si deve fare. Esempio, ho dovuto segnalare di uno YouTube, però c'era scritto una cosa che a me non piaceva, va sotto il mio video. Se voi capite, consiglio di ignorarli oppure di segnalarli a YouTube diretto, cioè ci sono delle cose che non quadrano. Qua prima cosa faccio prima ed evito di perdere troppo tempo. Infatti si qua ghiaia un po', c'era rubato fino a qua. Adesso qua prendo, comunque poi quando la raggerò poi io stesso quando mi serve, anche se starò non la registrerò. Però almeno non sono sicuro un po' meno di pubblicare un po' di episodi. Infatti se vi mettete a pubblicare un attimo, non fare il 7.3 Minecraft nel vanilla, personalmente ci ho fatto venuto i 5 giga 1080 in full HD, 5 GB di memoria. Ci piacerebbe ore e ore intere. Per questo non riusciremo a farlo in pochissimi minuti, non ci vorrebbero almeno qualche oretta. Comunque ora inizio un po' ad aumentare un attimo di altezza, così non ho più problemi. E mi andrò pure a minare, anche se per ora un po' come episodio è meglio che limito qua alla costruzione, che se no iniziate un attimino ad arrabbiarvi. E dire cosa sto anche facendo, che sono troppo noioso, se meglio che evito. Però almeno quello che posso faccio.
Comunque se noterete la miniatura personalizzata, ne sto usando anche un'altra di miniatura invece che la solita. Comunque spero che perlomeno vi piaccia come miniatura, ma se poi non vi piace, cioè basta che me lo riferite che cambia miniatura. Anche se non potrei capire quale potrebbe essere poi il motivo in cui non piaccia. Comunque nel frattempo faccio velocemente è giusto che sta arrivando notte almeno cerco di tappare. Almeno anche di chiudere. Adesso spero che non arrivino i mob, no, che è meglio che evitano di arrivare, però non li voglio qua ora, che se no un po' iniziano un po' a diventare una seccatura. Cattura qua i mob. Anche se probabilmente sarà un po' meno improbabile, perché qua un po' sto tappando. Sto tappando completamente. Anche se poi dovrò sistemare, spostare, per mettere tutta terra. Ma no, può bastare nel frattempo. Tanto devo anche scavare molto fino a sotto. Però evito per ora, che già è notte. Io devo avere mob appresso. No, non ci penso. Poi ovviamente se inizio ad andare un po' nel nether, poi prenderò anche un po' l'alluminite, cioè un po' inizierò fino a cambiare qua, così elimino un po' di torce, però nel frattempo un po' inizio a fare così la casa. Poi ovviamente anche dovrò un po' alzare, c'è un po' bassina. Sì, anche se perlomeno poi inizierà ad andare bene per i primi momenti. Noi ci vediamo quando sarà diventato giorno, a tra poco.